Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati con un nuovo speciale qui dai nostri studi di Vittorio Veneto. Oggi parleremo di ambiente e lo faremo presentandovi un'associazione. Sapete che spesso noi diamo voce, diamo spazio alle realtà del territorio. Quest'oggi ospitiamo il comprensorio alpino di Caccia 31 Vittorio Veneto e io quindi do subito il benvenuto ai miei ospiti che appunto sono venuti a trovarmi qui in studio, e quindi do il benvenuto a Franco Alpago, appunto presidente del comprensorio alpino di Caccia 31 Vittorio Veneto. Grazie e benvenuto. Buonasera. E poi Mauro Della Coletta, vicepresidente sempre appunto della medesima associazione. Grazie e benvenuto. Buonasera. Allora, iniziamo con una presentazione generale appunto della vostra realtà, della vostra associazione, perché spesso si sente parlare dei cacciatori, diciamo così, ma non si sa bene quale sia l'attività che svolgono nel corso dell'anno. Quindi io partirei dal presidente, ci faccia un po' una panoramica su quello che è il vostro operato nel corso dell'anno. Buonasera di nuovo. Allora partiamo dal nostro numero di associati. Il comprensorio alpino di Caccia di Vittorio Veneto ha 180 associati. Nelle premesse diciamo che i cacciatori sono generalmente quasi tutti di Vittorio Veneto, qualcuno da fuori, e chi è iscritto al comprensorio alpino di Caccia di Vittorio Veneto può esercitare la caccia solo a Vittorio Veneto, quindi bisogna essere iscritti proprio a Vittorio Veneto per poter andare a caccia e nell'ambito del comune di Vittorio Veneto. E che dire, perché farci vedere? Perché il cacciatore praticamente negli ultimi anni non è stato visto molto bene, ma all'interno della caccia c'è un'evoluzione, come c'è nella società, c'è un'evoluzione anche all'interno del mondo della caccia, e ci stiamo spostando naturalmente sempre di più sulla gestione del patrimonio che lo Stato ci dà da gestire, e quindi la parte faunistica e la parte ambientale saranno, e sono anche adesso, ma lo saranno ancora di più, fondamentali per la gestione del territorio. Quindi si parla di ambiente e quindi iniziamo a focalizzarci su questo. Io so che mi avete portato anche delle slide, quindi possiamo iniziare appunto a entrare un po' nel dettaglio. La parola gestione figura anche nel nuovo testo, nel DDL, che cambierà la 157 del 92, perché appunto l'attività venatoria odierna non è più quella di 40 anni fa. La parola gestione è la parola chiave e lo scopriremo nel proseguo di questa intervista. Molto bene, allora partiamo. Che cosa fa la vostra associazione? Allora, naturalmente si va a caccia, questo è il nostro obiettivo, ma prima di andare a caccia c'è una gestione del territorio, come abbiamo detto. Tutto questo viene valutato con azioni mirate, con una convivenza sostenibile e naturalmente gestire le risorse in modo naturale e rinnovabile. Questo è fondamentale per noi. Una delle cose di cui siamo estremamente orgogliosi è che comunque negli anni, già quando non si parlava ancora di gestione, il comprensorio alpino si distingueva per il fatto che comunque c'era tutta un'attività di ripristino ambientale, perché che se ne dica, il bosco non è così fondamentale per la gestione. Ci servono anche le praterie alpine, perché le praterie alpine, fra l'altro create dall'uomo nel corso dei secoli, lasciate abbandonate dalla pastorizia, creano degli scompensi e non vanno bene. Quindi noi cerchiamo di mantenere queste risorse, perché sono delle vere e proprie risorse di biodiversità, e quindi ogni anno noi siamo impegnati in una serie di ripristini ambientali. Per dire, l'anno scorso abbiamo fatto circa 400 ore, 350 ore di ripristini ambientali,
sono stati coinvolti 53 soci, che non sono veramente tantissimi rispetto ai 180, ma che però pian pianino stanno crescendo perché si prende consapevolezza di questa cosa, della gestione ambientale. Ci concentriamo naturalmente su due zone, una è la zona di alta montagna del Visentin e una sono messa in sicurezza e la gestione di alcuni sentieri sempre del Visentin. La nostra maggior operatività si trova sempre nel Visentin. Ecco, quindi nel dettaglio che cosa fate? Ma praticamente la mattina presto, perché il Visentin non perdona, dal mese di luglio, perché per non influenzare le covate oppure le nascite, di mattina presto andiamo in montagna e cerchiamo di ripristinare o perlomeno mantenere le vecchie praterie alpine usate una volta dall'alpeggio, che al giorno d'oggi non c'è più per tutta una serie di difficoltà, e noi cerchiamo di mantenere queste perché sono un patrimonio veramente grandissimo di biodiversità. Sì, cerchiamo appunto anche di contenere l'avanzamento del bosco, perché il bosco appunto fagocita le praterie e lì ci sono le risorse trofiche necessarie ai diversi tipi di selvatici, che si parli di ungulati o di avifauna, per poter insediarsi bene sul territorio e costituire appunto un ricco patrimonio. Se noi ricordiamo cosa era Vittorio Veneto 60, 70, 80 anni fa, all'epoca di mio nonno quindi, e di mio padre piccolino, ecco, era un ambiente molto curato perché ciascuno aveva un'attività privata di pastorizia, si falciava l'erba in modo non meccanizzato e c'erano tantissime specie di avifauna insediate nel territorio, e non solo quella, anche lepri e tutta la selvaggina in generale, perché appunto l'ambiente era curato. È la distruzione dell'habitat che ha fatto sì che alcuni animali si estinguessero, perché non hanno trovato più un ambiente favorevole. Certo, e poi c'è anche tutta la questione, immagino, della pulizia anche del territorio, giusto? Giustissimo. E quindi questo è un altro aspetto, insomma, che va tenuto in considerazione. Parallelamente a questo fate delle serate informative. Certo, come abbiamo detto prima, il cacciatore sta cambiando come sta cambiando la società, e quindi queste ci servono per creare i nuovi gestori, chiamo io, cacciatori gestori, perché è fondamentale quindi sapere di cinofilia, sapere di biologia e di formazione sui vari tipi di ungulati o sui tetraonidi che noi riusciamo a gestire. È fondamentale, insomma, questo è sicuramente fondamentale. Quindi 3-4 serate all'anno vengono fatte assolutamente anche per crescere appunto come mentalità. Sì, l'argomento appunto è la gestione faunistica. Noi prendiamo lezioni da tecnici faunistici, quindi persone competenti, anche da biologi, che conoscono gli animali e il territorio. Certamente. Un altro aspetto è quello del monitoraggio della situazione, no? E quindi in che cosa consiste? So che fate dei veri e propri censimenti. Esatto, allora la parola chiave proprio è monitoraggio, nel senso che come noi siamo sul territorio per i ripristini ambientali, noi abbiamo anche una serie di specie da monitorare e capire se stanno bene o se stanno male, e quindi puntualmente ogni primavera sulle direttive dell'ISPRA oppure anche in estate, in tarda estate, sempre su direttive ISPRA, sempre accompagnati dalla Polizia Provinciale, Polizia Venatoria Provinciale, ci adoperiamo per i censimenti. Quindi noi abbiamo una grossissima fortuna di avere 4 specie di ungulati che sono il camoscio, pochi lo sanno ma a Vittorio Veneto ci sono i camosci, abbiamo i mufloni, abbiamo il cervo e abbiamo il capriolo.
Dal punto di vista dell'avifauna abbiamo due fiori all'occhiello che sono la cotornice e il gallo forcello. In più abbiamo qualche sporadico avvistamento del francolino di monte e anche qualche gallo cedrone. Abbiamo anche un quinto ungulato che è il cinghiale, che però è sottoposto ad attività di controllo, quindi non viene censito, ma ne parleremo dopo con la PSA. Esatto. E quindi entriamo un attimo nel dettaglio, abbiamo citato diversi animali, partiamo dal camoscio, questi alcuni dati. Questi sono i dati, come vedete, a parte il numero di soci che viene coinvolto, bisogna stare 2 giorni sul territorio, l'area è quella del Monte Pizzoc, perché i camosci stanno sull'area del Monte Pizzoc, ma quello che magari non tutti sanno è che non basta contare i camosci, ma devono essere divisi, ma tutti gli ungulati divisi per classi di età e sesso, e quindi bisogna avere una certa dimestichezza nel poterli valutare. Naturalmente, se non si è sicuri si mette un indeterminato, però tutto questo è fatto grazie a quei corsi che abbiamo fatto, che vengono fatti, e grazie all'aiuto naturalmente di Polizia Provinciale e Venatoria. Quindi il camoscio, tornando un attimo sui numeri, è in buonissima salute a Vittorio Veneto, siamo intorno alla 70 di unità, per quello che riusciamo a vedere. Naturalmente queste sono sempre stime un po' a ribasso, ma comunque proprio per l'orografia che ha il Pizzoc, a cui non è semplice arrivare, insomma, ecco. Passiamo al capriolo. Capriolo, al contrario del camoscio, occupa tutto il territorio di Vittorio Veneto. Lo troviamo dal Fadalto fino al confine con Conegliano, anche in pianura, e questo occupa parecchi soci. Sono 2 giornate anche questo, 21-22 marzo, quindi ancora i cacciatori una volta sul territorio. Sono 110 soci che fanno il censimento del capriolo. Per poter gestire tutto quanto abbiamo diviso in 11 zone, e quindi ognuno ha la propria competenza e la propria zona, proprio per evitare i doppi conteggi e queste cose qui. Comunque il capriolo gode di ottimissima salute a Vittorio Veneto. Ripeto, partiamo dal confine con Belluno fino a Conegliano, lo possiamo trovare in qualsiasi luogo. Mi sia concesso di dire che in fondo con la slide precedente c'era scritto in crescita. Questo significa che le popolazioni di ungulati, ma anche di altra selvaggina, crescono nel momento in cui vengono gestite. Dove non si gestisce si rischia di perdere il patrimonio. La gestione è fondamentale. Molto bene, andiamo avanti, passiamo ai cervi. Il cervo invece non viene, ecco, per dire, gli altri 2 censimenti vengono fatti alla mattina presto fino alle 10:30, 11 di mattina, quindi dalle prime luci dell'alba, anzi a volte bisogna essere sul luogo ancora prima dell'alba, e invece il cervo viene fatto di notte con l'ausilio di fonti luminose o di visori termici. Anche qui stessa cosa, 3 serate, quindi 3 sere sul territorio per controllare come sta la popolazione del cervo. I soci operatori coinvolti sono 38 in questo caso. Anche il cervo gode di super ottima salute a Vittorio Veneto. Anche qui, come per tutto il resto, come per il capriolo, per il camoscio, divisione per sesso e classe di età. Quindi anche questo ha bisogno di un corso specifico per riuscire a catalogare le varie tipologie appunto di età. Passiamo al muflone. Muflone è specie alloctona, è arrivata quasi, è stata rilasciata nel 96 appunto nelle Alpi. Ponte delle Alpi. Lì non ha trovato il suo ambiente, e qui torniamo sempre al solito discorso che sì, si può fare rilasciare qualsiasi cosa, ma se non si trova nel suo ambiente gli animali si spostano. Ha trovato il modo di crescere invece a Vittorio Veneto. Sono stati coinvolti 22 soci divisi in 4 aree di censimento, altre 2 giornate ancora sul territorio, e invece il muflone si sposta praticamente dal confine con Belluno nella parte del Vesentin fino a Forcella Zoppei,
e in questa zona qui, e fa un po' avanti e indietro con la provincia di Belluno. Anche questa qui la nostra è una bellissima popolazione, e anche questa stabile, insomma. Diciamo nell'area sopra il lago Morto, per Esatto. capirci, grosso modo. Procediamo. Questo è un fiore all'occhiello per il comprensorio alpino, e sono la coturnice e il gallo forcello. Ribadisco che queste sono due specie, e queste due specie sono oggetto di gestione. Poi comunque abbiamo anche altre due specie che monitoriamo e i cui dati passiamo sempre all'ufficio caccia di provincia di Treviso, anzi di Regione Veneto, e sono la coturnice e il gallo forcello per quello che riguarda le specie in gestione. Qui veramente ci si impegna molto perché il piano di gestione della coturnice e del gallo forcello prevede tutta una serie di operazioni da fare. Quindi un primo censimento fatto di 3 giornate in primavera, e qui ci sono le alzatacce incredibili perché un'ora prima che sorga il sole bisogna essere già sul luogo, e quindi non vi dico le alzatacce, per cui è molto difficile. E in primavera cosa si fa? Si ascoltano i maschi che cantano, i maschi riproduttori si ascoltano, e in base a questi dati, non è che noi li gestiamo ma li rileviamo, vengono spediti direttamente prima in ufficio caccia, e poi di seguito, ma anche per tutto il resto, viene spedito a ISPRA, e che elaborerà poi i piani di gestione. Le aree, questa è area praticamente quasi totalitaria del Visentin, qualcosina c'è in Pizzoc, però la maggior parte sono in area del Visentin. Non bastasse, perché il piano di gestione della coturnice prevede anche appunto obbligatori ripristini ambientali per queste specie, ma poi a fine estate, ad agosto, tarda estate, ci sono altri 3 censimenti, quindi noi saremo impegnati per 6 sedute nel Visentin più tutte le altre, quindi capite che noi siamo parecchio sul territorio, no? Quindi abbiamo un po' il polso della cosa, e quindi altre 3 giornate con i cani per contare i giovani nati. Ecco, proseguiamo ancora, e poi, anzi, fermiamoci un secondo. Immagino che i nostri telespettatori siano stupiti da tutto quello che ci state raccontando, perché, diciamo, lo stereotipo del cacciatore è: il cacciatore va, prende la preda e la porta a casa. Invece qui ci state raccontando veramente un mondo, mi si permetta di dire, che visto da fuori nulla a che vedere con la caccia. Sbaglio? No, effettivamente, cioè, quando si dice caccia si pensa al passato e non c'è niente da fare, però la mentalità, ripeto, è cambiata e deve cambiare ancora, quindi è una crescita continua anche per noi questo cambio di mentalità. Non può non essere così, voglio dire, lo Stato ci dà un patrimonio che noi dobbiamo essere in grado di gestire, se no vuol dire che quello che stiamo facendo non va bene, cioè non c'è tornaconto neanche per noi, cioè, io ci credo che noi possiamo gestire tranquillamente le cose. Fatto sta che, insomma, dati noi ne abbiamo a volontà su questa cosa. È molto riduttivo pensare alla caccia come il semplice abbattimento di un animale. Non è questo, anche se fa parte dell'azione della narrazione anche. della caccia. Assolutamente. Ma ai fini della conservazione di un patrimonio che è di tutti, serve tutto un apparato di gestione che qui abbiamo elencato parzialmente in maniera anche discorsiva, veloce e comprensibile a tutti, che permette appunto la conservazione e anche l'implemento della stessa selvaggina sul territorio. Se non facciamo queste azioni, la natura da sé non si regola, perché c'è già un'incidenza dell'uomo sulla natura. L'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente è bassissimo, è dello 0,66% rispetto a altre percentuali molto più ponderanti che derivano da variazioni di habitat create da
agricoltura intensiva, disturbo umano, fonti di energia alternative, quali paleoliche, possiamo citarne tanti piani di cementificazione, eccetera, eccetera, sottrazione del territorio, incuria del territorio. Ecco. Andiamo avanti con il racconto, perché cosa mancava? La beccaccia, anche questa va naturalmente gestita, è una specie di interesse venatorio, però va monitorata anche questa. Ci sono in primavera, praticamente al rientro dalle zone di svernamento, ci adoperiamo per alcune giornate, qui varia molto dalla disponibilità delle persone e tutto quanto, però insomma 4-5 giornate ci sono anche per la beccaccia di monitoraggio, cioè controlliamo il rientro dai siti di svernamento della beccaccia, e questi dati vengono anche questi inviati a Ufficio Caccia a Treviso, che poi li invierà a ISPRA, che potrà quindi vedere lo stato di salute della specie oggetto di gestione. Sulla beccaccia c'è anche un'altra attività parallela, che è quella della raccolta delle ali quando vengono abbattute, e dallo studio delle ali si comprende anche lo stato della popolazione, quindi se ci sono più giovani, più adulti, e questo è fondamentale, determinante per garantire insomma la conservazione della specie, per capire il suo status. Passiamo al coinvolgimento sociale. Ecco, questo è una cosa a cui ci teniamo molto. Noi cerchiamo come comprensorio alpino, naturalmente a chi è privo di ideologismi, insomma, di accompagnarli in un percorso, non dico di formazione, ma così di cultura sul mondo della caccia. Quando uno spiega quello che abbiamo spiegato stasera, magari ecco, dice ma non posso venire a vedere come funziona, e quindi noi siamo aperti a qualsiasi persona che voglia appunto imparare quello che è il monitoraggio. Come vedete può essere il giovanissimo di 18 anni, come ragazze, persone adulte, alle quali spieghiamo cosa facciamo e cosa non facciamo. Una cosa che siamo sicuri di dire è che, per esempio, la caccia è qualcosa di multigenerazionale, no? Se io parlo con il ragazzo di 18 anni o parlo con l'anziano di 75-80 anni, delle emozioni che si hanno quando si va a fare un monitoraggio o anche quando si fa un'azione di caccia, ecco, le emozioni sono praticamente le stesse. Andiamo avanti e parliamo della lepre. Esatto, sulla lepre abbiamo fatto un bellissimo lavoro, possiamo migliorare ancora. Tutto nasce da quando siamo riusciti ad avere un minimo di censimento, questa volta per nostra sfortuna, degli investimenti che ci sono sulle strade. Abbiamo trovato delle aree dove praticamente ci sono più investimenti da parte delle macchine, e quindi in quelle zone abbiamo istituito delle ZRC, che sono delle zone ripopolamento cattura. Ecco, quando arrivano ad un certo numero e quando notiamo che gli investimenti non vanno bene, che sono in aumento, andiamo a catturare queste lepri mettendo delle reti in collaborazione. Naturalmente tutto questo è sempre in collaborazione con Polizia Provinciale e con Ufficio Caccia di Treviso, e una volta catturate vengono portate in alta montagna, in cima al Visentin, dove insomma lì è un po' più difficile che vadano a finire sotto le macchine. Ecco. E anche le lepri sono sottoposte a monitoraggio, facciamo un monitoraggio notturno attraverso visori termici o infrarossi. Sempre per sapere lo stato di salute, quindi altre serate sul territorio. Passiamo ai cinghiali. Questa è la nota naturalmente dolente, non quanto perché il cinghiale sia un cinghiale e quindi così, che provoca anche qualche danno, al contrario magari degli altri ungulati, ma il cinghiale purtroppo è sottoposto a una malattia virale che si chiama PSA, peste suina africana, e allora la Regione Veneto ci ha detto di prelevare più cinghiali possibili, perché la densità del cinghiale fa sì che ci sia una veloce propagazione della peste suina africana. Noi ce l'abbiamo a circa 80 km dal Veneto. La forte preoccupazione è che entri in Veneto, perché è vero che non è assolutamente letale per l'uomo,
però è letale per gli allevamenti suinicoli, quindi la filiera verrebbe completamente compromessa se uno trova il cinghiale, appunto se la PSA entra con i cinghiali, la filiera suinicola è completamente compromessa. C'è da dire che in Liguria, dove è arrivata tramite ruota praticamente, ecco. Si vorrei aggiungere una cosa: nel momento in cui la contaminazione della peste suina raggiunge gli allevamenti suinicoli, succede che nel diametro di 41 km tutti i possessori di allevamenti suinicoli subiscono, diciamo, la macellazione di tutti i loro suini. Questo comporta un grave danno al comparto suinicolo e anche a tutti gli altri comparti economici annessi, quindi i venditori di mangimi, eccetera, ma il danno è calcolato ad 1,5 punti del PIL, quindi non è una cosa su cui scherzare tanto. Esatto. E il cinghiale è il principale veicolo di trasmissione di questa malattia, per cui si cerca di ridurne il più possibile la densità perché avvengano questi contatti. Teniamo presente che in Germania qualche anno fa hanno perfino delimitato dei percorsi obbligatori nei boschi e è stato costruito un doppio muro, una doppia recinzione a confine con le regioni più a nord d'Europa. Ecco, Sì, con gli stati, scusate, più a nord d'Europa. Ecco, noi com'è che siamo attivi? Siamo attivi con delle postazioni fisse durante la notte, perché il cinghiale viene prelevato di notte. Non è caccia, attenzione, è controllo. Non è caccia, è controllo. Soggiace a delle, come dire, a una legislazione a parte rispetto alla 157. Esatto, e quindi noi abbiamo una serie di altane, mi sembra siano 29, 35, grazie, sul territorio, e in più abbiamo appunto alcune postazioni mobili di quando gli agricoltori ci chiamano perché hanno subito dei danni da cinghiale. E voi infatti fate supporto anche alle attività agricole. Sì, sicuramente, quando... Una piccola cosa, prima di proseguire, oltre a noi c'è anche la Polizia Provinciale, cioè noi siamo di supporto anche alla Polizia Provinciale per il contrasto della peste suina africana. Okay. Certo, quando un agricoltore subisce dei danni, insomma, per quello che ci è possibile noi riusciamo a dare una mano. Dobbiamo sempre e comunque passare per le autorizzazioni da parte di Polizia Provinciale, poi saranno loro ad autorizzarci. Prevenzione incidenti. Certo, come avete visto, tutto quello che riguarda la lepre e per quello che riguarda il capriolo, ma anche il cervo, noi abbiamo per quello che riusciamo ad avere, abbiamo una mappatura degli incidenti e quindi quando eventualmente sarà il periodo del prelievo cerchiamo di indirizzare i nostri associati nelle zone dove ci sono più incidenti, ecco. Questo sì. Sottoposte al controllo, poi abbiamo visto la slide precedente che è scivolata via, ci sono anche altre specie, quali quella dei corvidi, volpi, colomba livia, che è il colombo di città, e la nutria, perché questi animali opportunisti arrecano dei danni differenti sia all'agricoltura sia alle altre specie animali. Quindi per avere una conservazione omogenea ed equilibrata appunto del territorio e della biodiversità bisogna intervenire con delle attività di cose che mirate. Pochi sanno. Per ogni singola di queste specie bisogna avere un'abilitazione a parte. Sì, certo. Poi magari ci torniamo sull'aspetto appunto anche della formazione, l'avete citato più volte, però appunto magari ci torniamo. Appunto, abbiamo parlato appunto della prevenzione degli incidenti, leggo che solo nel 2025 sono stati segnalati una decina di incidenti stradali, sì, tra stradali e ferroviari che hanno coinvolto per esempio dei caprioli, quindi ogni tanto sentiamo delle notizie di stampa, no? Sì, assolutamente, quando noi ci avvisano, insomma, per quelli che ci conoscono, avvisiamo sempre il CRAS, che è il Centro Recupero Animali Selvatici, oppure insomma la Polizia Provinciale. Abbiamo parlato del supporto prima agli agricoltori e alle aziende agricole, supporto anche agli enti pubblici. Sì, qui ringrazio il vice sindaco Marco Dus che ci ha dato questa opportunità. Allora,
con lui avevamo visto, ci aveva chiesto di poter fare un monitoraggio nel ex campo di aviazione di San Giacomo, aviocampo di San Giacomo, e quindi di sera siamo andati a controllare con le termiche la popolazione notturna, diciamo, quindi lì sono stati censiti delle volpi, delle lepri, dei ricci, parecchi ricci, qualche gatto, vabbè, ma non fa parte del nostro DNA il gatto, e invece un'altra mattinata, ma questo magari lo puoi dire tu, Mauro, che sei stato coinvolto direttamente. Una mattinata siamo andati a censire l'avifauna presente in quell'area e abbiamo censito, mi pare, 16 o 17 specie di uccelli differenti. Molti sono uccelli opportunisti. Che sono quelli che vediamo citati lì nella slide. Cioè, la quantità maggiore era composta da uccelli opportunisti. Dopodiché c'erano anche le altre specie, seppur in minor numero. Definiamo uccelli opportunisti per i non addetti ai lavori. L'uccello opportunista è un uccello un po' birichino, come la cornacchia per esempio, i corvidi, le gazze, che predano le nidiate di altri uccelli, predano anche piccole lepri e distruggono diciamo, le piantumazioni agricole. Sì, questo quando naturalmente sono in forma troppo alta. Questo troppo anche elevata. il colombo di città, per esempio, è un grande veicolo per trasmettere malattie di tipo sanitario e diciamo chi possiede un allevamento di ovini molto spesso ha degli attacchi da parte di questo esemplare che tra virgolette col guano inquina, diciamo, il mangime degli animali. E fa anche altre cose, anche esso fa dei danni all'agricoltura, per cui bisogna contenerlo entro un certo limite, che non significa appunto estinguerlo e eradicarlo, ma mantenerlo gestito. Ecco, torna la parola chiave, la parola guida di tutta questa intervista, che è gestione. Altrimenti il lavoro che facciamo noi dovrebbe farlo la polizia provinciale, il forestale o l'esercito, voglio dire. Noi siamo delegati comunque dalle autorità di polizia. Tra appunto i vostri amici ci sono i cani, giusto? Assolutamente, cani è una passione per molti di noi, senza di loro magari perderemo anche qualche cacciatore in più. E quindi anche su questo abbiamo organizzato delle serate sulla cinofilia vera e propria e poi ogni anno noi dedichiamo parecchio tempo a delle gare, a delle prove. Naturalmente non c'è sparo nelle gare, ma si valuta solo l'attitudinalità dei cani e c'è una classifica su chi è più bravo o meno bravo, ma è anche una forma di stare insieme, perché comunque arrivano persone da tutto il Veneto, anche da fuori il Veneto, e quindi è un modo per stare insieme, insomma, ecco, per discutere del più e del meno, naturalmente, oltre a far conoscere, che secondo me è fondamentale, la bellezza del territorio di Vittorio Veneto. Ecco, questo ci tengo, perché insomma non facciamo mai brutta figura con chi viene da fuori nel mostrare le nostre colline e nel mostrare le nostre due montagne, insomma. Ecco, ci avete dato questa ampia e variegata panoramica appunto della vostra attività. Siamo quasi in chiusura, quindi qualche riflessione finale e soprattutto anche, insomma, l'auspicio per il futuro. Insomma, voi operate all'interno dell'ambiente, all'interno della natura, fate un sacco di cose, molte delle quali sono state una scoperta anche per il sottoscritto, ma sono sicuro che saranno una scoperta anche, insomma, per i nostri telespettatori, e volevo tornare anche sull'aspetto della formazione, quindi che non ci si improvvisa. Ecco. Esatto, no, sulla formazione, guarda, credo che vanno spese proprio due parole. Allora, cosa bisogna fare per avere la licenza di caccia? E poi per andare a tutte le altre specie. Allora, prima cosa si fa la licenza di caccia, ma per fare la licenza di caccia si deve avere una fedina pulitissima, neanche una multa, quindi bisogna stare molto attenti. Seconda, questa è la licenza di caccia normale.
Per venire a caccia a Vittorio Veneto e nel comprensori alpini limitrofi bisogna fare un altro esame, quindi sono altre 80-90 ore, forse anche di più. Il conseguimento di questi, permettimi una piccola parentesi, di questi titoli prevede che il cacciatore esegua una formazione in legislatura, biologia, armi, quindi pronto soccorso. Le materie sono molteplici. Non solo quelle appunto del corpo. Quindi torniamo a noi. Prima licenza, zona Alpi, dopodiché se vuoi cacciare gli ungulati, se vuoi prelevare gli ungulati, per ogni specie hai un esame. Quindi altra scuola per ogni specie, 80 ore, 90 ore, con esame finale. L'esame finale dove si fa? Non lo facciamo in casa, non lo facciamo nel comprensorio alpino, ma lo facciamo, e tutti questi esami vengono fatti da una commissione che si trova a Treviso nell'ufficio caccia. Quindi se noi abbiamo 4 specie di ungulati, abbiamo il cinghiale, vuol dire che sono 5 esami. Poi coturnice e gallo forcello, non ci sono esami al momento attuale, ma ci sono i corsi di monitoraggio. Sì, esatto, ci sono i corsi di monitoraggio che non sono obbligatori, ma quando li facciamo vediamo che c'è sempre una grandissima partecipazione. Quindi le ore che vengono impiegate per poter accedere a queste tipologie di prelievo sono tantissime e la formazione, per fortuna, anche a questi corsi è cresciuta tantissimo. Quindi, insieme a questi corsi ci sono poi altri corsi non obbligatori, ma sempre formativi, che trattano di una singola specie o dell'ambiente in generale, esatto, o di una tematica quale la biodiversità, che oggi si sente nominare molto spesso. E quindi anche lì si nota una partecipazione piuttosto cospicua, perché il cacciatore d'oggi è un cacciatore diverso dal passato. Oggi il cacciatore non pensa più di dover pagare una quota associativa e di dover portare a casa un pareggio con quanto ha versato. Oggi un cacciatore così sarebbe anacronistico. Sta quindi cambiando completamente la mentalità e si sta spostando sull'aspetto gestionale e di conservazione del patrimonio. Allora, si fa tanto parlare di ambiente, ovviamente, perché inizia ad essere una problematica molto sentita su più fronti, però poi appunto bisogna anche impegnarsi in maniera attiva, trovare la forza lavoro. Esattamente. Sempre in un flash in chiusura, che cosa vi sentite di dire ai vostri soci? Abbiamo parlato di numeri, ovviamente sono numeri anche consistenti da un certo punto di vista, però penso che non sia sempre facile trovare appunto la forza, la determinazione per uscire magari nelle prime ore dell'alba, eccetera, per svolgere un tipo di servizio per la collettività. Guarda, io mi sentirei invece di fare un appello alle quote rosa. Noi abbiamo 4 quote rosa a Vittorio Veneto, no? Che è bellissimo. Abbiamo dei giovani che ci entreranno a breve di 19-20 anni e l'appello però più forte lo farei alle quote rosa, perché vedo che hanno un valore aggiunto all'interno della caccia. Non per niente due quote rosa sono dentro anche nel consiglio del comprensorio alpino, e quindi faccio un appello alle donne che hanno le quote rosa, che hanno voglia di imparare, ma non neanche la caccia, ma di vedere com'è il mondo della caccia, ecco. Prima di decidere, avvicinarsi, perché non è poi semplice a fare il gestore, dico io, al giorno d'oggi, insomma, impegnarsi nei prelievi e nella gestione appunto di tutta questa cosa, perché come avete visto, fra corsi e sabati e domeniche da passare a fare i censimenti, siamo parecchio impegnati durante l'anno. Diciamo insomma. Anche che l'età dei soci, l'età media è abbastanza avanzata, perché si attesta intorno ai 65-66 anni. Io spero che ci sia anche un 60, un ricambio generazionale di gente che si appassiona del territorio, che comprende cosa è veramente esercitare l'attività venatoria oggi e si possa inserire in questo mondo
certamente rurale per certi aspetti, ma fondamentale per mantenere appunto un patrimonio che è di tutti, perché la selvaggina, come recita anche la 157, è un patrimonio indisponibile dello Stato, vuol dire che è di tutti, è per chi la va a vedere, è per chi la caccia, è per tutti, ma va conservata. E quindi dopo tutto questo discorso abbiamo visto quanta fatica c'è, quanto lavoro c'è, anche perché non possiamo ricostruire le condizioni rurali di un tempo. Dobbiamo ingegnarci per poter conservare quello che abbiamo e apportare qualche miglioria, ma c'è bisogno di forza, di volontà, di partecipazione. Infatti con noi partecipano anche altre associazioni, anche come il CAI, la Polizia dei Sentieri, e anche altre associazioni si sono avvicinate per quanto riguarda per esempio il ripristino ambiente, e questo è fondamentale. Noi siamo in chiusura, proprio 30 secondi per salutare i nostri telespettatori vittoriesi. Buonasera a tutti, grazie di averci ascoltato e speriamo di avervi messo un input. Un caro saluto a tutti, grazie per l'ascolto, e un caro abbraccio a tutti i soci del comprensorio alpino di Vittorio Veneto. Quote rosa comprese. Sì, le prime. Ecco. E quindi noi andiamo a chiudere questo speciale che abbiamo voluto dedicare appunto al comprensorio alpino di caccia 31 Vittorio Veneto, quindi abbiamo parlato di gestione dell'ambiente e di monitoraggio della fauna selvatica nel corso di questo appuntamento. Il mio ringraziamento va a Franco Alpago, presidente appunto del comprensorio alpino, e a Mauro Della Coletta, vicepresidente del comprensorio alpino, per essere venuti qui nei nostri studi e averci portato anche le immagini che hanno corredato questa puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.